Grazie al gol di Mollo all'ultimo respiro il Giardinetti vince per 2-1 sul campo del Grifone e si qualifica quindi ai quarti di finale nei quali incontrerà la Romulea. La partita ci mette un po' prima di sbloccarsi, ma la prima emozione arriva circa alla metà del primo tempo con questo pallone apparentemente innocuo, scodellato in area da Peggiso. Il portiere forse calcola male l'uscita, c'è anche una piccola spinta su di lui, ma per l'arbitro è tutto regolare, la palla spiove alle sue spalle, è 1-0 Giardinetti. Possono esultare quindi i ragazzi di Mister Manieri, ma la partita è ancora lunga, il Grifone cerca di rispondere subito, prima con Scanzani, poi con la punizione di Tataranni, entrambe parate da Gentile. Il portiere del Giardinetti poi dovrà mettersi all'opera anche poco più tardi su questo tiro dalla distanza. Con una buona parata, una buona reazione, arriva anche l'occasione per Ramacci, ancora una volta sul primo palo si fa trovare pronto il portiere, quindi Damizia dalla parte opposta del campo cerca di rispondere per i suoi. Verso fine frazione c'è l'1-1, Colasurdo lascia il pallone per Ramacci che glielo restituisce, il numero dell'attaccante ad andar via, poi il tiro al pallone carambola ed oltrepassa la linea di porta d'avviso del direttore di gara. Siamo sull'1-1, quindi Grifone che rientra in partita, Giardinetti che deve fare tutto da capo e ad inizio secondo tempo la prima occasione è proprio per il Grifone, ancora con Colasurdo attivissimo lì davanti che mette questo pallone per Crilesi che non riesce però ad impattarlo nella maniera migliore. Arrivano anche occasioni per il Giardinetti con il 2007 Damizia che con il tacco cerca di sorprendere il portiere avversario, si renderà protagonista poco dopo il numero 11. Intanto l'altro 11, Pompigna, cerca di incrociare il sinistro ma viene bloccato, quindi c'è la punizione di Bazzocchi che finisce di poco alta e poi il gol del Giardinetti. E c'è molta under 15 in questo gol del Giardinetti, tutta sulla corsia di destra. Il primo ad entrare nell'azione è Scialanca, quindi arriva sul pallone Paterna che poi serve Damizia, il numero 11 riesce bene a girarsi in aria, mette il pallone in mezzo, un difensore respinge, quindi ancora Damizia che cerca il tiro e sotto misura Mollo riesce a ribadire in rete, è 2-1 all'ultimo minuto regolamentare, è festa per il Giardinetti, tripudio bianco-rosso a Villa dei Massimi anche al triplice fischio, la festa dei ragazzi di Mister Manieri che questo sabato si presenteranno al Campo Roma con l'obiettivo semifinale.